Allora, siamo arrivati un po' verso il termine della trasmissione, quindi tiriamo un po' le fila, però diamo anche altri elementi di comprensione, perché per fare tutto questo, che non è cosa da poco, bisogna sviluppare delle competenze, bisogna avere delle persone preparate, sempre più preparate, se poi si viene a creare questo centro unico di analisi e di formazione continua sostanzialmente. La formazione come funziona? E quindi anche, perché anche voi avete parlato, ci sono nuove opportunità anche di occupazione per le persone, però c'è la responsabilità di formarle. Sì, la formazione è un tema fondamentale perché le nostre società, che sono delle società per azioni, funzionano bene perché abbiamo un personale formato e che cresce all'interno delle proprie strutture. Insieme cresce di più. Cresce di più perché diventa un moltiplicatore, quello di condividere le informazioni, di confrontarsi, di condividere le best practice, cioè il modo più efficiente, più produttivo di approcciare un problema, e consente di investire di più perché la formazione che sarebbe fatta per una sola società invece viene fatta con un modulo che può essere condiviso fra tutti, e uno scambio di informazioni che, essendo un settore molto specialistico, diventa un'academy, cioè diventa una formazione che viene fatta dallo stesso personale delle aziende. In materia per esempio di sicurezza specifica abbiamo cantieri in spazi confinati, insomma ci sono delle misure molto specialistiche perché facciamo lavori sul campo, sottoterra, quindi in cui il tema della sicurezza è fondamentale. C'è una condivisione della formazione che viene gestita direttamente dai vari responsabili della sicurezza, per esempio, proprio perché è un settore strategico, assolutamente. Sì. È un continuo investimento, quindi nelle risorse umane, nel far crescere le persone, quindi cresce anche la realtà che rappresentano. Ma diciamo che una delle forze di Viveracqua, cioè di questo progetto che abbiamo fatto assieme, è anche quello di aver fatto in modo che le persone, i nostri collaboratori, si confrontino continuamente tra di loro e quindi tra le varie realtà per accrescere anche le proprie competenze. Noi abbiamo delle persone che sono molto brave nelle attività operative, che però rischiano, come dire, di conoscere solamente quelle, perché evidentemente i territori sono quelli, le realtà sono quelle, problematiche sono quelle. Al massimo. Molto settoriale, tra l'altro non avendo un mercato, perché purtroppo, dico purtroppo perché naturalmente sarebbe un aspetto ideale, i cittadini non possono scegliere qual è il proprio gestore, no? Hanno l'acqua è quella, la fognatura è quella, ecco, quindi le persone che lavorano con noi, i nostri collaboratori, nell'ambito di Viveracqua credo abbiano trovato la modalità di confrontarsi, di vedere anche delle cose che funzionano meglio rispetto a quelle che loro fanno e quindi di essere stimolati anche a trovare delle soluzioni. Credo che, anzi lo dichiaro fortemente, perché lo sentiamo all'interno delle aziende poi, che la realtà Viveracqua viene vissuta proprio per questo, cioè un momento in cui ci si parla con gli altri, ci si confronta, vengono poste delle domande, si trovano delle soluzioni comuni. Penso che per dei professionisti sia un tavolo, un gioco assolutamente bello, virtuoso. Assolutamente. Sistemi informatici invece all'avanguardia. Sistemi informatici è il tema dei temi, no? Perché 14 gestori, facile che abbiano 14 sistemi informatici. È tipico magari. Esattamente. D'altro canto, poi quando ci sono degli obiettivi ognuno li porta a casa facendo i ragionamenti interni. Ecco, evidentemente sarebbe innaturale se noi nell'ambito del progetto Viveracqua non facessimo ragionamenti anche sui sistemi informatici, tant'è che per avere un unico sistema comprensibile. Perlomeno tutto quello che sviluppiamo adesso, il primo ragionamento che facciamo è: possiamo svilupparlo assieme, possiamo trovare delle modalità comuni. Le faccio un esempio, abbiamo tutti il dovere di facilitare la vita dei cittadini, no? Adesso la burocrazia è uno dei mali riconosciuti, non vorremmo anche noi peccare di burocrazia, pagare le bollette, rivolgersi per fare un allacciamento, avere delle informazioni, no? Rischiamo anche noi di essere burocratici. Allora in questo momento da un lato vogliamo mantenere un legame fisico col territorio, quindi avere gli sportelli fisici, ogni gestore ha i suoi, in maniera tale che anche la signora Maria, la mitica signora Maria, possa andare e parlare con una persona. Dall'altro facilitare cosa vuol dire? Avere strumenti telefonici e informatici, i famosi portali web, che possono consentire ai cittadini, ripeto cittadini, di interloquire direttamente con le aziende. Naturalmente sarebbe deleterio se avessimo 14 modalità
di approccio web rispetto ai cittadini, perché magari io che abito a Martellago e poi lavoro a Noale, magari mi trovo ad avere, dico di nome a caso, non vorrei offendere nessuno, mi trovo ad avere due approcci diversi, no? Quindi questo certamente non vuol dire facilitare la vita. Uno dei progetti che abbiamo e che penso, anzi stiamo già portando avanti, è quello di provare a trovare una modalità di accesso del cittadino ai nostri servizi che sia comune, perlomeno con un linguaggio omogeneo, modalità comune. Naturalmente i software comuni sono la base per poter fare esatto, queste cose, che quindi sono anche con anche costi che a questo punto diminuiscono drasticamente, perché come è noto un investimento software non conosce le differenze, conosce i grandi numeri, quindi quando si fa un investimento che io lo applichi a un territorio di 300.000 abitanti o di 500.000 abitanti, il costo è sempre lo stesso, naturalmente il costo unitario è ben diverso. Assolutamente. Sistema virtuoso, quindi, quello che è stato questo progetto che è stato attivato, esiste da altre parti d'Italia? È possibile esportarlo? Sicuramente è esportabile. Ad oggi un'aggregazione come questa, molto forte dal punto di vista operativo, però che rispetta le territorialità dei singoli gestori, non c'è modulato nella stessa maniera, anche se i lombardi si sono associati anche loro con Water Alliance, anche loro hanno fatto un'alleanza analoga alla nostra. Per adesso il Veneto è stato un pioniere. Sì. Benissimo, allora noi siamo arrivati al termine, vi ringrazio di essere stati qui con noi, di averci aperto gli occhi su una realtà che ci riguarda direttamente, quindi un progetto che da qualche anno è diventato realtà per cercare di razionalizzare, omogeneizzare, rendere tutto anche più semplice, più fattibile e opere sempre più realizzabili, anche perché ci sono dei finanziamenti che sono accessibili, avete visto, per quel che riguarda l'acqua, pur mantenendo le diverse identità che restano intonse, intoccabili, però possono dialogare tra di loro per un miglior servizio del sistema idrico ai cittadini. Grazie ancora, arrivederci, buon proseguimento, noi ci vediamo domani. Grazie.